Te l'avevo detto a me che bisognava stare attenti con questo cambiamento climatico, che dovevamo usare meglio l'acqua. Ma va, che se tutte quante storie ste qua, se tutte fake news. Sì, fake news. Ma ti a guardare intorno, Dico, ma te perché sia normale? Poi c'è un caldo. Caldo. Dove siete o caldo sto qua? Poi non capisco, se sempre sta così. Mi sono sempre venuto qua a Sappada e se sempre sta così. Oh, ti guardi le foto dei 100 anni fa? Preciso. Preciso. Aspetta, che parta la stagione sciistica adesso. E Neves è ancora un fiato in ritardo, ma appena che arriva, oh, non vedo l'ora. Hop! 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 Oh, se finia l'acqua! Se finia l'acqua, come facciamo? Ma tranquillo, che abbiamo questa. Ma ti sei disgraziato? Ma te pare di sprecare l'acqua così? Restiamo senza! Oh, ascolta, mi bisogna che me va bene? Perché poi oggi ho un colloquio importantissimo di lavoro. Ma chi ti? E lavoro qua in mezzo al deserto. Ti ha di aver zappato un colpo di sole in testa, ma forte anche. Hanno appena detto! Cosa occorre che ti te avi denti qua borraccia aperta? Oh, ascolta, mi bisogna che me ava così, perché bisogna che senta l'acqua che scorre. Mi dai sensazione di avarmi meglio, no? Dammi qua! Oh, Dammi qua! oh, Dammi qua! Ecco, finì anche questa! Siamo rovinati! ma sta tranquillo, andremo a comprarsi altre 2 bottigliette, no? Che sarà un distributore qua vicino. Per fortuna non siamo ancora nel deserto, ma non sai che manca tanto, Beh, ho visto che al campo Pozzi di Scorzè c'è un sacco di acqua. Infatti, da qui Veritas porta l'acqua nelle case di migliaia e migliaia di famiglie. Ma l'acqua è un bene prezioso e bisogna trovare dei modi per risparmiarla. Come ad esempio applicare al rubinetto un frangigetto. Così il getto sembra uguale, ma si risparmia. E anche quando laviamo i piatti, ragazzi, non serve avere un piatto a volta, no, meglio riempire a scafa, mettere l'acqua se no in una bacinella, darghe col detersivo e solo dopo sciacquarli. E la lavastoviglie? Che adesso faccio perché mi ghettegno aver sempre tutto netto. Ma ti sei a scherzare? Ma siamo di fare un video sul risparmio dell'acqua e ti va a farmi una lavastoviglie per un corteo. Ma con la lavastoviglie non si risparmia? Sì, ma a pieno carico però, no per un corteo. Quando lavate frutta e verdura, se magari raccogliete l'acqua del lavaggio in una bacinella, poi la potete riutilizzare per esempio per dar da bere alle piante. Stesso discorso vale se dovete farvi la doccia. Beh, intanto sarebbe già importante per qualcuno lavarsi, ma questo è un altro discorso. Quindi se dovete scegliere tra bagno e doccia, scegliete sempre la doccia, si risparmia più acqua. E finché fate scorrere l'acqua, aspettando che arrivi quella calda, anche in questo caso potete mettere sotto una bacinella e poi utilizzarla per dar da bere alle piante. Oh, qui a fredda, mi raccomando, che non ve se lei sai geranei. Oh, e guardando le tue piante, ti a doccia non ti fa mai? Oh, siamo spacciai, è finita e dopo invece l'asso nella manica, grande! Oh, a proposito, già che sei, ti puoi dare una vada alla mia macchina? Cioè, è veramente sporca, cioè, mi secca andare all'appuntamento così, no? Scusa, ma se che sia una roba che proprio non sei da fare, per non sprecare l'acqua, è lavare la macchina con l'acqua potabile. Beh, dito da uno che se dirò darghe da bere alle piante a mezzogiorno in mezzo al deserto. Certo, bravo. Però si dà il caso che io posso dare da bere alle piante come e quanto che voglio. Ah sì? E perché? Perché sei un miraggio! Dai! Aspetta un attimo che prima che andiamo via vado un attimo in bagno. Ah, mi raccomando, cotiga finio! Non sta a tirare lo sciacquone che ho grando! Oh, appena detto, no? Cioè, usa da cassetta il tasto che ho piccolo, se risparmia. Certo, hai ragione, però si dà il caso che quando che vado in bagno posso tirare l'acqua come e quanto che voglio. Ah sì? E perché? Perché è un miraggio!